Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La vittoria dell'Ascoli nell'anticipo complica i piani di salvezza del Cittadella, costretto a vincere per ipotecare il mantenimento di categoria. 4-4-2 per Foscarini, che ritrova Capitan Musso dopo una lunga assenza per infortunio. Modulo speculare per il Crotone, che si affida alla matematica per credere ancora nei playoff. Squalificato Menichini, in panchina c'è il vice Garzia. È la 40ª giornata della Serie B-Win, arbitra Tozzi di Ostia Lido. Al secondo minuto Eramo che prova a rompere il ghiaccio con un tiro dal limite dell'area, fuori però dallo specchio della porta, difesa da Piero Bon. Al 16esimo la risposta dei padroni di casa con una bella iniziativa di Bellazzini, che va sul fondo, cross in mezzo e poi Gabbiadini sbaglia da 2 passi l'incornata vincente. Rivediamo il cross di Bellazzini e Gabbiadini a 2 passi fallisce il gol del vantaggio. Al 27esimo il tiro di Capitan Galardo, nulla da fare, anche questa conclusione fuori misura. Poi è Loviso che ci prova dopo un rimpallo fortunoso, la conclusione col destro a giro, fuori dallo specchio. Stavolta però la mira degli attaccanti del Crotone si avvicina. Al 30esimo cambio, Job è costretto ad uscire dal terreno di gioco per infortunio, entra Di Roberto, è un cambio fortunato perché al 38esimo proprio Di Roberto, che sugli sviluppi di una punizione calcia e trova il gol del vantaggio. L'esultanza del numero 7 neoentrato per il suo terzo sigillo stagionale. Rivediamo la punizione di Dallabona, la respinta dei difensori del Crotone e poi Di Roberto, forse con una deviazione, riesce a bucare Belez per l'1-0. Sospetta la posizione di Gabbiadini davanti a Belez. Nella ripresa però il Crotone si sveglia e soprattutto si sveglia Aniello Cutulo. È lui infatti che subito al 48esimo minuto si invola verso il fondo, poi mette in mezzo e Djuric fallisce al limite dell'area piccola, calciando alto. Buona l'occasione che è capitata sui piedi di Djuric. Ancora Cutulo, poi al 56esimo con una conclusione di mancino dai 30 metri. Rivediamo il mancino magico di Cutulo. Niente da fare. Poi la ripartenza pericolosissima del Cittadella con Piovaccari, un vero e proprio cost to cost da parte del capocannoniere della Serie B. Poi mette in mezzo, ma per Gabbiadini non è giornata. 32 del Cittadella fallisce l'aggancio. Poi c'è ancora l'occasione per il Crotone, una punizione fischiata dall'arbitro Tozzi ai limiti dell'area, proteste da parte degli ospiti che volevano il calcio di rigore per il tocco di mano. Poi è Cutulo che batte ma trova pronto alla trattenuta del pallone Piero Bon. 78esimo, punizione fotocopia di Cutulo, ancora ben appostato Piero Bon. E 2 minuti dopo una nuova occasione per il Crotone che meriterebbe il pareggio. Fa tutto Cutulo, poi però la conclusione è di Galardo. Grandissima la risposta di Piero Bon. Poi all'87esimo De Gasperi entra a centro area, Piovaccari, grandissima occasione all'87esimo per chiudere i conti, ma si oppone Belez. È l'ultima occasione dell'incontro, titoli di coda al tombolato. Importante vittoria per il Cittadella che compie un passo importante verso la salvezza. Punizione forse eccessiva per il Crotone, che da oggi però non ha più nulla da chiedere ad un campionato comunque ben condotto.